Buongiorno amici di Archeosarrabus, oggi sono a Muravera, alla Torre dei 10 Cavalli, uno dei tanti simboli del nostro territorio, e oggi non sono qui però per raccontarvi un sito, ma per presentarvi un progetto, l'ultimo progetto di Archeosarrabus, il progetto QR Code. Prima di entrare nel dettaglio e spiegarvi di cosa si tratta, però vorrei fare un ringraziamento a Davide Concas di Muravera, nonché una guida che ci porta a vedere tantissimi paesaggi spettacolari della Sardegna. Davide è colui che poi mi ha dato la spinta per mettere in pratica quest'idea del QR Code. Grazie Davide, allora sei uno di noi. Fondamentalmente consiste nel distribuire lungo i percorsi che portano ai siti tutte le informazioni che noi abbiamo raccolto in tutti questi anni attraverso dei QR Code che potranno essere scansionati, che quindi vi rimanderanno ai video YouTube, alle schede informative. I QR Code saranno di colori diversi per, identificare il contenuto, saranno uguali dappertutto e quindi rappresenteranno poi un format che si ripete in tutto il territorio. La tabella verde, che sarà la prima, indicherà il percorso e la posizione degli altri QR Code. QR Code giallo ocra invece conterrà la scheda descrittiva del sito con tutte le informazioni anche sulla sua complessità, sui materiali di costruzione, su delle informazioni che poi ci daranno anche la possibilità di caratterizzare il sito. QR Code azzurro invece conterrà il video di YouTube che stiamo pubblicando adesso ormai da diverso tempo sulla nostra pagina Archeosarrabus, che vi invito a seguire. E invece, per finire, il QR Code rosso sarà invece relativo a una galleria fotografica con delle foto poi prese sia fatte col drone che fatte poi in loco con il telefonino, con le macchine fotografiche. Come dicevo, l'idea è quella di dare la possibilità a chi va a vedere il sito di arrivarci con tutte le informazioni non tecniche, perché noi non abbiamo velleità di fare divulgazione scientifica, perché non abbiamo nessuna competenza per farlo, però di dare un'infarinatura che dia la possibilità a chi va a visitare il sito di poterlo leggere con qualche informazione in più. Spero che sia di vostro gradimento, continuate a seguirci, continuate a condividere i nostri contenuti e ci vediamo alla prossima. Ciao!